stata pubblicata la 23esima edizione della Deloitte Football Money League, che riporta i primi 20 club calcistici per ricavi generati nella stagione 2018-2019, con la somma complessiva cresciuta fino a 10,6 miliardi di dollari, un nuovo record. Per la prima volta in vetta c'è il Barcellona, che diventa anche il primo club a superare la soglia dei 900 milioni di dollari. Sul podio anche il Real Madrid con 757,3 milioni e il Manchester United 711,5 milioni. Per i club italiani la Juventus passa dall'11ª alla 10ª posizione con un fatturato di 459,7 milioni di euro. I bianconeri rientrano quindi nella top 10 grazie ad una crescita del fatturato segnato in modo determinante dall'arrivo dell'attaccante talismano Cristiano Ronaldo, che ha contribuito ad aumentare l'appeal commerciale del club torinese. Di conseguenza la Juve ha visto crescere i propri ricavi anche grazie all'aumento della visibilità del suo brand nel 2018-2019. La società ha inoltre incrementato i ricavi derivanti dalla vendita di merchandising a seguito dell'acquisto del fuoriclasse portoghese. È uscita la Top 11 2019 della UEFA e sembra che quell'anno a dominare sia stato il Liverpool. Il club inglese infatti è quello che ha più giocatori di tutti in lista. La classifica è stata votata da appassionati che hanno composto la formazione perfetta, con 7 giocatori alla prima presenza nell'11 titolare. 7 della Top 11 provengono dalla Premier League e di questi 5 hanno vinto la Champions League 2018-2019 con il Liverpool. A rappresentare la Serie A invece figurano 2 nomi della Juventus, Matthijs de Ligt e Cristiano Ronaldo, che segna un record per essere stato incluso nella lista per il 14° anno di fila. Dominguez, nuovo giocatore del Bologna, si è presentato così alla stampa. Estoy muy contento, la verdad que se... Sono contento di essere venuto al Bologna, chiaramente ho fatto il mio percorso per arrivare qui direttamente a dicembre. Sono molto contento di essere venuto in una squadra di questo genere che è molto ambiziosa e in questo primo periodo mi sto trovando molto bene. Un club muy bueno, muy lindo y bueno, estoy con muchas expectativas y muy contento de estar acá. L'Arabia Saudita potrebbe presto diventare una nuova tappa della Formula 1. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, sarebbe già stata organizzata una gara provvisoria sulle strade di Jeddah nel 2021 per poi passare ad una pista permanente l'anno successivo. Presumibilmente questa data dovrebbe essere fissata nella prima parte della stagione, così da evitare le torride temperature del paese tipiche di primavera ed estate. Secondo la testata inglese, Liberty Media avrebbe già stretto un accordo di sponsorizzazione globale con il gigante saudita del petrolio Aramco.